Dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, Luca Pezzullo. Dottore, l'ho vista fino a qualche istante fa, eccola. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, noi dobbiamo affrontare fra poco un tema molto più spinoso che è quello della violenza sulle donne, ma vorrei anche da lei una battuta a caldo su questa manifestazione, su questi bambini che ritornano all'aria aperta. Lei tra l'altro pochi mesi fa, proprio qui, mio ospite, aveva lanciato l'idea di un piano Marshall per la salute mentale, soprattutto dei più giovani, stretti nella pandemia. Ecco, quindi questo ritorno all'aria aperta è un ritorno non solo di festa, ha tanti altri significati. Assolutamente sì, per i bambini, ma direi anche per le famiglie, per i genitori, significa ritornare a una normalità, una possibile normalità, e significa tornare a una socialità, lo riscoprire un gusto dello stare insieme, del fare gruppo, che è anche uno degli elementi più importanti, diciamo così, nella prevenzione del disagio psicologico. E i bambini, i ragazzi in questa fase ne hanno avuto molto bisogno. Era veramente bello vedere l'entusiasmo di quei bambini, l'energia di quei bambini, maschi, femmine, che giocano insieme a rugby, che riscoprono insieme il gusto dello stare insieme in questo modo, quindi una bellissima impressione. Ecco, qualche mese fa per l'appunto dicevamo, dottore, che erano in aumento le patologie e i disagi mentali fra i giovani. Ci eravamo sentiti, mi pare, alla fine dell'inverno, quindi eravamo tutti molto provati. Adesso come sta andando? C'è un miglioramento complessivo o arrivano sempre tante richieste d'aiuto, di intervento? Le richieste sono tante. Una delle cose che si dice in emergenza è che l'emergenza ha effetti nel medio-lungo termine che a volte sono più importanti di quelli del breve termine, della fase acuta. In effetti quello che stiamo vedendo adesso sui servizi pubblici, ma anche nelle richieste nel privato, è un forte aumento del disagio psicologico, un forte aumento del disagio relazionale e una richiesta di supporti psicologici di varia natura. Il ritorno alla normalità non è una cosa del tutto immediata e i 2 anni passati in maniera complessa da tutti hanno lasciato il segno sui bambini, sulle famiglie, ma anche sugli adulti. Spesso si parla poco del disagio degli adulti, ma anche quello degli adulti è stato importante. Ecco, quindi insomma diciamo che ne sentiremo parlare ancora a lungo dei segni lasciati dalla pandemia, non solo sui corpi ma anche sulle menti sostanzialmente. Assolutamente sì, noi a volte usiamo il termine di psicopandemia, nel senso che la pandemia è prima di tutto, oltre che un fatto fisico, è anche un fatto psicologico, segna le nostre relazioni, segna le nostre ansie, segna in un certo senso quello che è il modo normale del nostro rapportarci al mondo, agli altri e al mondo. Questo è qualcosa che richiede tempo per essere elaborato, bisogna prendersene cura in questo momento. Bisogna prendersene cura anche attraverso lo sport. Tra l'altro c'è tutto il tema, dottore, delle baby gang, della violenza giovanile. In queste settimane abbiamo raccontato tanti episodi, c'è stata un'escalation, voi la riscontrate anche nella vostra attività, cioè c'è una corresponsione tra la cronaca quotidiana e gli interventi che voi effettuate? Diciamo che purtroppo il tema della auto ed eteroaggressività negli adolescenti è emerso in maniera importante. Ci sono 2 polarità, quella della eteroaggressività, quindi il fenomeno che viene definito appunto baby gang, o comunque appunto manifestazioni che rappresentano una violenza verso terzi o un disagio verso terzi, e quelle di autoaggressività, che è una cosa che riscontriamo soprattutto nelle ragazze, ma non solo nelle ragazze, e che rappresenta il lato un po' oscuro, il lato invisibile, perché delle espressioni esterne della violenza c'è notizia, c'è copertura mediatica. In realtà c'è questa epidemia un po' invisibile anche di sofferenza autodiretta da parte soprattutto degli adolescenti. Quindi sì, stiamo osservando degli effetti significativi anche nella fascia adolescenziale.